Un asinello visitato in vita dai veterinari dell'Ulce 3 Serenissima ha mostrato i sintomi del virus della West Nile. Dopo pochi giorni è deceduto. È stata chiesta una conferma alla presenza del virus, conferma che è arrivata. L'asinello è morto a causa del West Nile, il primo deceduto in Veneto. I due asinelli che con lui condividevano gli spazi stanno bene. L'unico modo in cui il virus si trasmette è tramite il vettore, la zanzara. Non può essere trasmesso da uomo a uomo, da animale a uomo e da animale ad animale. Per questo motivo gli altri animali con lui conviventi non sono stati messi in quarantena o abbattuti. Quest'asinello, che rispondeva al nome di Nino, non è solo il primo asino, ma il primo equide deceduto a causa del West Nile nel territorio della US3 Serenissima. L'azienda sanitaria continua a monitorare gli equidi, la fauna selvatica e le zanzare. Gli uccelli trovati morti vengono inviati all'Istituto Zooprofilattico per verificare se il loro decesso abbia a che fare col West Nile. 46 gli uccelli di varie specie deceduti quest'anno a causa del virus, solo 3 lo scorso anno. 16 le zanzare catturate con le trappole trovate positive, contro le 8 dello scorso anno. Stefano Zelco, direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ULS 3 Serenissima, ricorda a tutti gli allevatori che in caso di sospetto di malattia infettiva dei loro animali hanno l'obbligo di avvisare le autorità competenti, come ha fatto correttamente l'allevatore dell'asino deceduto. Yeah.